Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee aggiornamento. Abbiamo discusso nelle ultime puntate la gestione integrata degli infestanti nel frumento e come sfruttare le culture di copertura anche per controllare le infestanti. Abbiamo visto come le culture di copertura possono darci dei grossi aiuti per migliorare i terreni, possono essere importanti per l'agricoltura sostenibile e redditizia che cerchiamo di fare, ma che per dare questi risultati queste culture di copertura devono essere competitive nei confronti delle malerbe. Abbiamo visto il caso della bullatura del trifolio su frumento, come ha potuto contenere le infestanti. Abbiamo in corso diverse prove per individuare quali sono le soluzioni migliori per questa gestione integrata delle infestanti. Una nuova proposta, una nuova possibilità interessante è la crotalaria, che è una leguminosa proveniente dal Sudafrica che riesce ad adattarsi a climi caldi anche con una certa siccità e che può produrre biomassa, può, se parte bene, se facciamo di tutto per farla partire bene, fornire anche un buon controllo delle infestanti. Si sviluppa bene, quindi controlla le infestanti fornendo anche tutti gli effetti agronomici desiderati che abbiamo descritto. Quindi può essere una buona soluzione. Abbiamo delle prove in corso con semine fatte il 7-8 luglio del 2021. L'interesse è particolare, oltre che per questi aspetti agronomici, perché queste piante hanno anche la possibilità di disinfettare il terreno, di ridurre le popolazioni di parassiti nel terreno grazie ai contenuti di alcaloidi che hanno. Vedremo il prossimo anno quanto effettivamente, oltre agli effetti agronomici che abbiamo visto, queste piante possano contribuire a ridurre i parassiti e quindi a ridurre il danno e la richiesta di controllo delle avversità nell'anno successivo, nella cultura successiva, e potremo vedere anche se questo controllo comprende gli elatteridi. Abbiamo dei primi dati preliminari incoraggianti, ma cercheremo di vedere come questa coltura di copertura incorporata nel terreno possa contenere gli elatteridi, proteggendo anche la patata nell'anno successivo. Vi terremo aggiornati anche su questa sperimentazione. Alla prossima!